Stabilire un asse con Genova, città traino della cultura e del turismo ligure italiano, in modo da avviare una sinergia tra il capoluogo e Santa Margherita Ligure. Va in questa direzione la scelta di Alberto Cappato, attuale direttore innovazione, sostenibilità e sviluppo della Porto Antico SPA di Genova, quale amministratore unico della società Progetto Santa Margherita Ligure SRL. La società in house, partecipata al 100% dal comune, che gestisce il complesso museale di Villa Durazzo, gli ormeggi comunali del porto, lo sbarco dei croceristi e il bike sharing. Cappato prende il posto di Rosalba Pilato, che ha gestito in questo ultimo anno la transizione verso la nuova gestione, verificando i meccanismi di funzionamento e i conti economici della società. Abbiamo più volte ribadito che Villa Durazzo è centrale per la nostra visione di sviluppo culturale e turistico, ha commentato il sindaco Paolo Donadoni, secondo il quale adesso ci sono tutte le condizioni per fare il salto di qualità. Gli investimenti strutturali, come i restauri effettuati e in corso di esecuzione in collaborazione con la soprintendenza, aumentano le potenzialità e l'eccellenza del compendio immobiliare. Cappato, nel ricevere l'incarico, ha indicato quali saranno gli obiettivi che cercherà di portare avanti. Primo fra tutti, potenziare l'interfaccia tra il porto e la città in ottica di sviluppo e innovazione sostenibile. Per questo motivo la collaborazione con Porto Antico di Genova rappresenta un tassello importante ed è in questa logica che con entusiasmo intendo inserirmi nelle dinamiche di sviluppo avviate in questi anni, ha commentato lo stesso Cappato. Si tratta di un'attività estremamente interessante, gestita con attenzione e lungimiranza, ho visto in questi anni, e devo dire che questo tipo di attività, l'elemento originale è il mix di attività che vengono fatte e come vengono fatte a supporto del Comune di Santa Margherita. Quindi in questo contesto inserire un'esperienza che viene da contesti analoghi, magari anche un po' più grandi e a livello internazionale, sicuramente spero di poter dare un contributo importante.